Signor Sindaco, la gente ha risposto alla grande, va detto. Ma sì, è una proposta, questa nostra proposta referendaria di abrogare le UTI e istituire le province autonome del Friuli e di Trieste, che è fatta a vantaggio del territorio, del nostro territorio, a vantaggio dei cittadini e non della casta e dei politici. Difatti tra i contrari si possono annoverare solo qualche politico di retroguardia. E siccome è una proposta che va davvero a vantaggio dei cittadini, e siccome i cittadini lo hanno capito, stanno rispondendo davvero, come dice Omar, alla grande. Stanno rispondendo alla grande, fanno code anche lunghe pur di poter firmare e ci seguono dappertutto. Tante bandiere con l'aquila hanno invaso pacificamente anche il cielo di Udine oggi qua, e questo è molto bello perché l'aquila è tornata e potrà essere l'artefice di un nuovo rinascimento. Viene da dire una battuta di Beppe Viola, viene da dire il PD attacca ma Pannontin sventa la minaccia. Ma questa è una similitudine calcistica, la realtà purtroppo, a parte un sorriso che può strappare la bella battuta, ma è una realtà drammatica. Siamo sull'orlo del baratro e questi non lo capiscono, continuano con una moltiplicazione dei pani, dei posti e delle poltrone che neanche il miracolo di Tabga, a istituire nuovi enti. Adesso Pannontin ha introdotto 18 UTI che sono mini province che a loro volta, incredibile a dirsi, si suddividono in sotto mini province. Sono inutili e costose, solo burocrazia che per alimentare se stessa. In questo periodo c'è bisogno di qualcosa di diverso, una grande semplificazione, togliere tutte queste poltrone, questi posti, questa burocrazia, questi enti assolutamente inutili e ripartire dal Friuli, da un Friuli che sarà davvero capace di ridare un nuovo rinascimento economico ai suoi figli, che non dovranno più essere di nuovo come una volta Libar di Scugny là.